Entro 15 giorni dovrebbero arrivare le travi per la copertura del San Francesco a Rapallo. Per Pasqua la probabile riapertura della circolazione. Al vaglio il posticipo a fine estate del secondo lotto. Aver cura del sofferente con il cuore, non solo con le medicine. L'invito del Papa per la giornata mondiale del malato. Domani messa del Vescovo in cattedrale in diretta su Telepace 1. Donare un medicinale a chi non può permetterseli. L'iniziativa del Banco Farmaceutico oggi in 25 farmacie del Tigullio. Saranno sostenuti gli enti che si occupano di persone e famiglie bisognose. La luce di un gesto ha acceso anche quest'anno la solidarietà a Sestri Levante. Alle Casette Rosse pomeriggio di gioco e festa, ma le iniziative di raccolta proseguono anche a febbraio. Buongiorno a tutti, ben arrivati al TG13. Per il cantiere sul torrente San Francesco a Rapallo nei prossimi giorni sarà illustrato un cronoprogramma collegato all'arrivo di travi lunghe 26 metri che consentiranno di ripristinare la copertura. Il sindaco è fiducioso che l'opera possa essere completata entro Pasqua. Nel frattempo commercianti ed esercenti chiedono che l'ulteriore lotto di lavori sia procrastinato a fine estate. Sentiamo. Sono molteplici i fattori che hanno determinato un rallentamento sui tempi del cantiere del San Francesco a Rapallo. L'amministrazione tuttavia non si scoraggia e attende l'arrivo delle travi che consentiranno di ricoprire il corso d'acqua e riaprire la circolazione viaria. Queste travi lunghe 26 metri e quindi stiamo concordando con i nostri uffici le date con la polizia stradale per quanto riguarda, perché arrivano dal sud e devono fare un transito molto, molto complesso. Appena arrivano le travi verranno posizionate nell'alveo del nostro fiume e poi verrà fatta la soletta al di sopra. Quindi il nostro obiettivo è quello di riuscire di riaprire la circolazione sul San Francesco nel periodo pasquale. L'attesa sembra destinata ad essere breve. Nei prossimi 15 giorni dovrebbero arrivare le travi e il loro posizionamento dovrebbe richiedere all'incirca una ventina di giorni. I tempi tecnici per riaprire la circolazione nel periodo pasquale ci sono, anche se le richieste all'amministrazione sono quelle di procrastinare il secondo lotto a fine estate. Io ho ascoltato la città e la città mi chiede, soprattutto i commercianti, di finire il primo stralcio del primo lotto e poi magari di interrompere per qualche mese e ricominciare a settembre-ottobre. Noi sapete benissimo che perché Rapallo ha fatto tutti questi 37 cantieri, li ha fatti perché abbiamo ottenuto un'apertura del patto di stabilità e questi soldi sono condizionati, quindi non è l'amministrazione. Ma sono convinto che la Regione con l'amministrazione di Rapallo e non solo capisca la situazione ed eventualmente riuscire a ricontrattare un pochino l'apertura di queste date per non poi avere delle multe sostanzialmente per non pagare di più i lavori. In contemporanea si sta lavorando allo sgombero dei relitti delle imbarcazioni spiaggiate nel Golfo di Rapallo. Cruciale la rimozione dello yacht Sueño. E martedì mattina dovrebbe andare via un'imbarcazione molto importante che si chiama Sueño, che è quella che è al centro del Golfo, che è un'imbarcazione importante per una duplice valenza. Uno, che è giusto che deve essere rimossa, e secondo che sta impedendo ai lavori di portare via delle altre imbarcazioni che sono sulle spiagge dei Lido, di conseguenza compromettendo anche la fruibilità delle spiagge per iniziare la stagione estiva. Quindi l'importante è che vada via questa imbarcazione per step by step riuscire a rimuovere le altre imbarcazioni. E intanto a Genova proseguono le operazioni di demolizione del troncone rimasto in piedi del Ponte Morandi, operazione che, come dicevamo già ieri, stiamo vedendo alcune immagini del sito online del Secolo XIX, ci mostrano come questo tratto di ponte, dopo una lunga notte di lavoro, sia adesso lentamente fatto calare a terra, che sarà appunto l'operazione poi preliminare ad una successiva che interesserà un'altra parte del ponte rimasto in piedi, del tratto del viadotto sul Polcevera rimasto in piedi. Le operazioni hanno richiesto più tempo del previsto, anche perché proprio nei giorni preliminari all'inizio di questo cantiere il vento di tramontana aveva impedito in qualche modo l'allestimento del cantiere stesso, e stiamo vedendo appunto che la discesa è molto lenta ma è progressiva. Diciamo che il tratto di ponte che sta per essere calato a terra si trova già a metà strada tra quello che è il suo percorso dal viadotto sino alla terra.
Ora cambiamo decisamente argomento, parliamo della giornata mondiale del malato che in diocesi si celebrerà domani. La Società di Oggi, spiega il Papa nel suo messaggio, dedica sempre meno tempo alla sofferenza, eppure attraverso il dolore che si costruiscono relazioni umane si restituisce senso alla propria vita. Sentiamo. Il dono si differenzia dal regalare perché contiene l'offerta di sé e il desiderio di stabilire un legame. Da questa riflessione parte il messaggio del Papa per la 27ª giornata mondiale del malato, che si rifà ad un modello di carità su tutti, Madre Teresa di Calcutta. La cultura del dono, dice quindi Francesco, è indispensabile per superare la cultura dello scarto, così presente purtroppo nella società di oggi. Il Papa invita quindi a pensare alla cura dei malati come un momento in cui si fondono professionalità e tenerezza, ascolto dell'altro, un'occasione di incontro che nasce dalla gratuità umana. I malati infatti hanno bisogno di calore e di amicizia, non soltanto di cure mediche buone e avanzate. Laddove i medici hanno il tempo di praticare la compassione, i risultati possono essere straordinari. Mi viene in mente un paziente che è arrivato, come tante persone, un po' spaventato anche all'idea dell'hospice, e in realtà dopo un po' di tempo che era ricoverato lì ci ha detto: vi ringrazio perché da quando sono qua mi sento più vivo. Spesso ci si trova di fronte a delle situazioni dove da un limite invece si crea una potenzialità, no? E allora è quello che noi dobbiamo cercare di fare nei confronti dei nostri bambini, ma anche dei nostri pazienti, no? Le famose capacità residue, ecco, investire su quello, no? In questo momento noi abbiamo un adolescente che è tetraparetico su una carrozzella. Ieri sera con 2 dita stava giocando alla PlayStation, 250 km all'ora. Io dicevo: Caperi, io quando gioco alla PlayStation finisco sempre nell'erba. E lui mi diceva: io questo ho imparato a non farlo più. Ecco, un ragazzino che di notte usa il ventilatore mi ha battuto alla PlayStation, e questo è stato secondo me un bel insegnamento, un bel confronto, no? Un'abilità che abbiamo da una parte, lui la trova da un'altra parte. Quest'anno la giornata del malato si celebrerà in modo solenne a Calcutta, in India, dove fu missionaria Madre Teresa. In diocesi invece il momento di preghiera si terrà domenica in cattedrale. Invitando i malati, perché è un momento di preghiera insieme, è proprio il fondamento poi del trovare il volto di Dio tenero e vicino, chi si occupa degli ammalati e chi ha a che fare con la salute, con la malattia, quindi direi tutti. E in occasione della giornata mondiale per i malati, le telecamere di Telepace saranno domani in cattedrale a Chiavari per trasmettere in diretta la Santa Messa. Nello spirito di servizio dell'emittente sarà un'occasione per permettere a tutte le persone inferme che non potranno recarsi personalmente in cattedrale di condividere il momento di preghiera da casa, dall'ospedale o dalle strutture in cui si trovano ricoverate. La celebrazione dell'Eucaristia sarà presieduta dal Vescovo Alberto Tanasini. Domani 10 febbraio alle 15:30 Santa Messa in diretta dalla Cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari, trasmessa su Telepace 1 al canale 15 e su Telepace HD al canale 515. In occasione della giornata del malato, che si celebra l'11 di febbraio, quindi lunedì, l'ASL 4 ha ampliato l'orario di visita ai degenti per i parenti e amici in tutti gli ospedali del territorio. Sarà quindi possibile visitare i propri cari dalle 11 alle 18 senza interruzioni, ad eccezione delle unità operative di terapia intensiva, rianimazione, ostetricia, ginecologia e cardiologia, per le quali l'orario rimarrà invariato. Sempre lunedì, infine, i volontari AVO e il Tribunale dei diritti del malato saranno presenti dalle 9 nell'atrio dell'ospedale di Sestri Levante per informazioni e consulenze. Si svolge oggi in tutta Italia la raccolta del banco farmaceutico. Entrando in farmacia sarà possibile acquistare uno o più farmaci da banco. Ad ogni farmacia è abbinato un ente del territorio che si occupa di assistere famiglie o singoli in situazioni di difficoltà. Nel nostro territorio hanno aderito all'iniziativa 25 farmacie. Perché è importante donare un farmaco oggi? Sicuramente per aiutare i più bisognosi. Questa iniziativa un po' va in parallelo con l'iniziativa del Banco Alimentare. L'obiettivo di oggi è raccogliere dei farmaci per aiutare i più bisognosi. In particolare ci sono 25 farmacie del nostro comprensorio che hanno aderito a questa bella iniziativa, 250 volontari, alcuni di questi sono oggi qui con me. Che farmaci si possono donare? Possono essere dai farmaci generici all'acqua ossigenata,
ciabatta, alla tachipirina, agli altri antidolorifici per il cavo orale. Non c'è nessun problema, l'importante è appunto chiedere al farmacista, che sarà ben lieto a indicare quale farmaco può essere utilizzato ed essere dato ai più bisognosi. Quali sono gli enti convenzionati ai quali andranno questi medicinali? Beh, gli enti sono tantissimi, so che in Italia sono più di 1700, qua nel nostro comprensorio la raccolta andrà agli enti della provincia di Genova, faccio una serie di nomi, chiaramente non tutti, sicuramente il Villaggio del Ragazzo e il Baliatico di Chiavari. Che cosa dice alla gente a cui va incontro? Buongiorno, oggi è la giornata del farmaco e raccogliamo farmaci appunto per chi non si li può comprare. Che reazioni vedi? Sono interessate? Sì, di solito sì, sono interessate. Le persone come rispondono al vostro invito? Rispondono con un sorriso e la maggior parte delle volte aderiscono. Qui avete uno scatolone, come sta andando? Molto bene, in meno di 2 ore abbiamo riempito quasi uno scatolone, quindi è un gran successo. Tu che cosa fai oggi? Io aiuto Giovanni attaccando questi bollini ai farmaci acquistati e li metto in quello scatolone. Sta andando bene secondo te? Sì, molto bene. È la prima volta che lo fai? Sì, è il primo anno e mi sto trovando bene. Passiamo alla cronaca, andiamo sul nostro sito internet. Purtroppo è stato stroncato da un malore Giampaolo Lucia, 31 anni, vittima di un malessere appunto ieri sera, dopo le 19, all'interno di un locale di Cavi di Lavagna dove lavorava. L'uomo, che stava per iniziare il suo servizio come cameriere, si è accasciato al suolo improvvisamente. I colleghi di lavoro hanno prestato i primi soccorsi e hanno allertato il servizio di emergenza sanitaria. I medici giunti sul posto hanno fatto il possibile per tentare di rianimarlo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il 31enne lascia la moglie ed una figlia. A conclusione delle iniziative per il mese della pace, Azione Cattolica Diocesana propone un momento semplice di preghiera e riflessione che si terrà questa sera a partire dalle 21 nella Basilica dei Fieschi di San Salvatore di Cogorno. Sarà presente anche il Vescovo Alberto Tanasini. Con un pomeriggio di giochi e di condivisione alle Casette Rosse di Sestri Levante si è concluso il ciclo di iniziative volte a sostenere il progetto La luce di un gesto. La raccolta fondi tuttavia proseguirà anche nel mese di febbraio e contribuirà a sostenere gli enti che aiutano le persone bisognose della città, l'associazione Shanti Sahara e l'opera Madonnina del Grappa per il rinnovo del guardaroba cittadino. Il pomeriggio di festa alle Casette Rosse di Sestri Levante è considerato il momento culminante della raccolta finalizzata a sostenere l'iniziativa Luce di un gesto. È un momento di animazione e di partecipazione cittadina e del quartiere della Lavagnina per sostenere il progetto La luce di un gesto. Si è potuto giocare insieme alla tombola e partecipare con una gara di barzellette tutti insieme. È stata una giornata molto positiva, che continueremo a ripetere nei prossimi anni. Il maltempo non ha scoraggiato i partecipanti, intrattenuti con giochi e momenti di condivisione. La pioggia non ha ostacolato il fatto di fare una giornata di famiglia per tutte le persone del quartiere che sono presenti qui nella nostra zona, qua a Casette Rosse. Con gennaio si esaurisce di fatto il calendario di eventi, anche se la raccolta fondi proseguirà anche a febbraio con l'obiettivo di sostenere realtà cittadine ed estere. La raccolta fondi viene fatta attraverso tantissime iniziative che vengono organizzate da cittadini e associazioni, quindi il concerto della Filarmonica, una giornata come questa, un pomeriggio per la luce di un gesto come questo, e poi tutte le parrocchie contribuiscono. La somma raccolta si va a sommare alla rinuncia dell'indennità di incarico da parte di noi amministratori, che cuba circa 13.500 euro, e poi viene distribuita sia ai centri d'ascolto che al centro di distribuzione alimentare e quest'anno anche all'associazione Shanti Sahara, che si occupa dei bambini ammalati di patologie neurologiche all'interno dei campi profughi del Sahrawi. Inoltre un'altra parte verrà dedicata alle Madonnine del Grappa, che fanno guardaroba della città e hanno bisogno di ripristinare i locali in quanto devono stoccare tantissimi abiti che i cittadini portano per poi distribuirli.
Il piccolo coro Faldi proporrà domani a Genova l'opera Brundibarg per bambini con il coro Santa Maria di Bogliasco e gli attori di Quinta Praticabile. L'appuntamento è alle 17 al Palazzo Ducale. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani, poi tutte le altre notizie, servizi e lo sport. Su Avvenire in primo piano l'economia, macchine ferme, la produzione industriale scende del 5,5%, mai così in basso dal 2012. L'Istat vede serie difficoltà per la nostra economia, mentre sale ancora lo spread. E poi lo scontro istituzionale con Parigi, lo scontro con Parigi resta al calor bianco, titola Avvenire. Salvini invita l'omologo Castaner ma incassa un no. Ampio spazio quest'oggi sul quotidiano Avvenire all'anniversario della scomparsa di Eluana Englaro. Eluana 10 anni dopo, eredità per la vita dei disabili. Un tema su cui troviamo ampio risalto anche all'interno del quotidiano Cattolico con un lungo reportage di Lucia Bellaspiga. Cosa sappiamo oggi davvero di quella vicenda conclusa così tragicamente? Ecco gli appunti di chi fu testimone delle ultime settimane e delle ore convulse e strazianti tra Lecco e Udine. E poi ancora l'economia sul quotidiano Cattolico, l'industria è in retromarcia, l'Istat vede serie difficoltà. Il Made in Italy deve puntare su Brasile, India ed Emirati, secondo Avvenire. Dalle pagine del secolo XIX, Ponte, la promessa del Premier, demolizione al via, Conte assicura un anno per ricostruirlo, a Sanremo l'omaggio di Baglioni, gli esperti confermano tiranti degradati, ma la traduzione della perizia è da rifare e l'udienza slitta. Il vento rallenta le operazioni, solo oggi a terra i primi 36 metri del Morandi, un tema ovviamente ripreso con ampio risalto all'interno del secolo XIX, slitta la discesa dell'impalcato, oggi a terra al primo tratto. I tecnici, una manovra lenta e poco spettacolare, ma è così che deve andare. Il crollo della pila 8 con esplosivi è il prossimo passo per l'avanzamento dei lavori. Dalle pagine del Levante, cameriere si accascia a terra e muore a 31 anni al Sollevante. Giampaolo Lucia, residente a Chiavari, stroncato da un malore poco prima di prendere servizio in sala. Subacqueo tradito da un malore davanti alla spiaggia di Riva Arenà. Antonio Tommasi, 70 anni, milanese, aveva muta e piombi. Soccorso dai sommozzatori, espirato poco dopo in ospedale. E poi il turismo, alberghi a rischio le prenotazioni per Pasqua e oltre, serve una scossa. Il presidente degli albergatori di Rapallo e Zoagli, Giacomo Carpi, sposa in pieno la linea Verdin, fondamentale riaprire la strada. È iniziato un fine settimana all'insegna del tempo perturbato, questo secondo le previsioni, ma ciò non impedisce agli operatori turistici della Val d'Aveto l'apertura degli impianti che, come avevamo annunciato già in settimana, rimarranno aperti sino al 10 marzo prossimo, e vediamo appunto dalla webcam del Prato della Cipolle come già in diversi si siano recati sulle alture avetane per trascorrere questo fine settimana sulla neve, beneficiando appunto del manto nevoso che si è accumulato nelle settimane scorse. Ora andiamo in redazione per le ultime notizie, per noi Maurizio Garreffa. Grazie Cristina, un saluto a tutti. Una notizia di servizio per gli abitanti di Chiavari: sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria e di abbattimento delle barriere architettoniche del marciapiede che si trova all'incrocio tra Corso Garibaldi e Corso Colombo. In questa fase è necessario provvedere alla sostituzione dei sottoservizi. È in programma la sostituzione delle valvole e delle tubature che sono presenti nel tratto coinvolto. Lunedì 11 febbraio quindi sarà sospesa l'erogazione dell'acqua dalle 13:30 alle 16:30 nella zona compresa tra via Jacopo Rocca, Corso Garibaldi, il lato mare, una parte di Corso Colombo e il porto turistico. È tutto a te Cristina. È un fine settimana all'insegna delle svendite di fine stagione a Sestri Levante e anche a Rapallo, dove da questa mattina e già da ieri è in corso lo sbarazzo, la vendita dei prodotti scontati con bancarelle allestite all'esterno dei negozi. L'iniziativa è promossa da Ascom e CIV. Ci vediamo a Rapallo, siamo andati a vedere come stanno andando gli affari. Sbarazzo per le vie del centro di Rapallo. Quanti sono le attività che hanno aderito? 55 per essere precisi. È un momento in cui diciamo, ai clienti fa piacere trovare i prodotti all'aperto, non c'è l'imbarazzo di entrare nei negozi, per cui è un momento in cui le attività si presentano i loro prodotti e diciamo, la risposta è abbastanza buona. Lo sbarazzo proseguirà anche nella giornata di domenica? Sì,
si arriva fino a domenica. In questa edizione c'è un'iniziativa alla quale hanno aderito circa una ventina tra ristoranti e bar. Quindi comprando nei negozi che aderiscono allo sbarazzo si riceve un coupon con il quale si ha poi uno sconto, un omaggio nei bar e nei ristoranti che aderiscono. Un modo per restare a Rapallo che si rialza piano piano dopo la mareggiata. Le attività colpite sono state tante e hanno avuto danni ingenti. Attualmente hanno riaperto grosso modo tutte? Le attività stanno riaprendo, ci sono alcune realtà che hanno più difficoltà, ma diciamo i problemi sono legati a risistemazioni, accordi con le proprietà dei muni, insomma sono così. I danni diretti ricevuti dalle attività commerciali sono stati quasi completamente risistemati. Ma quanto riguarda San Michele di Pagana ci sono previsioni di riapertura a breve? Col tempo si farà tutto, la spiaggia verrà rifatta, ci sono i ripascimenti previsti, lo sappiamo perché l'ha detto il sindaco, l'amministrazione ce l'ha confermato in una riunione pochi giorni fa, quindi per Pasqua contiamo di riavere la città, riapre il lungomare, insomma siamo nella direzione giusta. E ora andiamo a vedere le notizie sportive. Intanto iniziamo dal calcio. La Virtus Entella sarà impegnata nel prossimo turno di campionato, la 26esima giornata, mercoledì, quindi ancora qualche ora di riposo prima di iniziare la preparazione al big match. Mercoledì, quindi alle 18:30, l'Entella ospiterà la Pro Vercelli allo stadio comunale di Chiavari. Per quanto riguarda la pallanuoto invece è un fine settimana davvero molto importante per le squadre delle Tigullio. Iniziamo dalla Serie A1 femminile dove le ragazze della Rapallo Pallanuoto ospiteranno le avversarie del plebiscito Padova. Si tratta di uno scontro a vertice della classifica. La capolista Padova, prima in classifica a pari punti con l'Equipe Orizzonte, dovrà vedersela appunto in casa delle rapallesi che sono seconde. Nella pallanuoto Serie A2 maschile, scontro al vertice anche in questo caso. Oggi pomeriggio nella piscina del Parco Tigullio a Lavagna, il Lavagna 90 ospiterà la capolista Vela Ancona, un match che si preannuncia avvincente considerato l'ottimo momento di forma di entrambe le formazioni. Il Lavagna 90 reduce da 4 vittorie consecutive che vuole continuare nella serie positiva e raggiungere in classifica proprio l'Ancona avanti di 3 punti rispetto alla squadra di casa. Il fischio d'inizio, lo ricordiamo, è alle 17. Per la pallanuoto Serie B infine il Rapallo giocherà oggi in trasferta nella piscina di Firenze Pallanuoto, mentre il Chiavari sarà in trasferta ospite del Vigevano. Con lo sport si conclude questa edizione del nostro telegiornale. L'informazione ritorna alle 19:15, 20:30, 22:45, ma prosegue sul canale 187. Grazie a tutti dell'attenzione, buon proseguimento di giornata e buona domenica.